suona con Wajid e fate un concerto di musica pakistana. Musica pakistana, va Che bene tu così. non Fantastico. conosci, che No, tu non e conosci. infatti mi piacerebbe, si approfitta per Conoscere imparare la cose musica nuove. pakistana? Sì. Guarda che Bisogna imparare. गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा मौसम इटालिया का, और इटालिया का कल्चर आमतौर पर ये है कि लोग Non spaventate, sta parlando. आमतौर पर म्यूज़िक बाहर प्ले करते हैं, खाना खाते हैं टेबल्स। अभी एक हमारी मास्टरा आ रही हैं। मास्टरा कम ऑन, अभी एक इंटरव्यू करने आया हूँ ज़रा मैं एक म्यूजिशियन से। Buonasera Ian. Buonasera. Ciao, Buonasera. tutto bene? Tutto bene. Ti piace la musica? Quale genere di musica ti piace di più? Raccontami la tua storia. Beh, prevalentemente io suono rock blues, quindi sono cresciuto un po' con questo tipologia di genere. Suono appunto con Anthony basso dal 2005, quindi sono un bel po' di anni. Io avevo 11 anni quella volta che ho iniziato a suonare con lui. Io ho studiato e insegno per una scuola qua a Udine e mi sono diplomato a Olten in Svizzera per quanto riguarda lo strumento, e poi ho preso 2 diplomi di didattica a Parigi nella sede centrale di questa scuola, che è la Dant'Agostini, e adesso insegno per la Dant'Agostini Udine, quindi una sede dissociata appunto di quella di Parigi. Tu fai concerto tutto in Italia o solo in Friuli Venezia Giulia? No, tutta Italia, ho suonato anche parecchio all'estero con un altro gruppo. Abbiamo girato per Inghilterra, Belgio, Germania, Francia, Svizzera, Slovacchia. Ho girato un bel po' anche d'Europa e di musica. Ecco bene. Chiedigli quanti soldi fa. Quanti- Dove ha messo, Quanti? dove ha messo In Svizzera. tutti i soldi Tutti in Svizzera. che ha Quanti? guadagnato, e se per piacere Wajid approfitta della situazione. Se può prestarci dei soldi, perché tu hai una chitarra, spiegaglielo. Tu hai una Tu chitarra. suoni? No. No. Chi ti ha regalato la chitarra? Rocco Perdone. Ah, Io gli ho regalato una chitarra. Adesso lui avrebbe bisogno di un batterista che lo accompagni. beh, Ma caspita. no, Anthony. Cosa Sì, serve suonare dai, su. Suona con Wajid e fate un concerto di musica pakistana. Musica pakistana, va fantastico. bene Che tu così. non Fantastico. conosci, che No, tu non e conosci. infatti mi piacerebbe, si approfitta per Conoscere imparare la cose musica nuove. pakistana? Sì. Nuova, YouTube, Spotify, iTunes, ormai adesso c'è di tutto. Sì, Che cosa su differente tra blues o Spanish blues? Spanish blues. Oddio. La differenza. What's Spanish blues? A base. Forse voleva dire Friulian Blues. No, Friuli blues troppo. Qual è Spanish Blues? Spanish blues è un altro genere di musica. L'abbiamo capito. È tipo flamenco blues. Flamenco. Sì? No, it's Interessante. another universe. It's Un another altro, sì, un altro. universe. Sono stato in Andalusia in ferie. In Andalusia abbiamo fatto Siviglia, Granada, tutta quella zona lì, e ho ascoltato tantissimo flamenco, che personalmente non è che mi ero mai soffermato ad ascoltare più di tanto, e devo dire che è un bel casino. Cioè il flamenco penso che Affascinante. è affascinante, è bellissimo perché poi appunto viene sempre accompagnato da una ballerina, però è Il flamenco, come credo abbia fatto anche tu, cioè, a un certo punto lo si scopre un po' per caso, vero? Esatto. Perché sono queste musiche del mondo che tu incontri per caso, perché di solito le vedi in televisione, esattamente. anche in qualche pubblicità, e sono anche un po' tristi viste lì, no? Sì. Poi un giorno incontri Capiti là. qualcuno sul palco e ti accorgi che è tutta un'altra storia. È È un una mondo- cultura dietro, no? C'è una Esatto. cultura dietro del flamenco, e io devo dirti che devo ringraziare amici miei che fanno flamenco, mi hanno aperto un mondo. È molto difficile secondo me, è un po' come nella musica latina, no? Che abbiamo le clavi, che c'è il 3 più 2, il 2 più 3, Bravo. piuttosto che l'accompagnamento della cassa, che c'è il samba, c'è il mambo, c'è il tumbao, ci sono 1000 cascaro, ci sono 1000 sottogeneri, diciamo, no? Sì, sì. Il flamenco è tutto un altro mondo, e io personalmente non l'ho ancora capito. Cioè stavo là ascoltando, Beh, osservavo è bello questo. e non riuscivo a... Ma è bello, ma posso... E quindi mi sono detto, vabbè, non devo capirlo. Ian, il fatto che tu non l'abbia capito è una confessione positiva. Ah beh, assolutamente. Perché uno che ha capito la musica, per me... Esatto. No, scusa, Wajid, è che ti ho visto mangiare e bere, sei magro, ho detto non posso interrompere, fermarlo. deve mangiare, È ecco, normale, adesso che hai intervista finito, normale. scusami, continua tu. An artist you inspire with.
è un artista che ti ha Un ispirato? batterista. Ah, un batterista, batterista. ecco, queste le Sì, domande, batterista. sono le domande quelle difficili queste, perché non ce n'è stato uno in realtà, è impossibile che ce ne sia uno solo, ce ne sono tantissimi che mi hanno ispirato, Molto piacere di conoscerti. altrettanto, è Buon stato concerto. super piacere, grazie mille, Grazie. buona serata. Grazie.